Buongiorno da Sicilia 24, vediamo insieme i principali argomenti. Forti raffiche di vento e pioggia intensa sferzano la Sicilia orientale, alberi sradicati, segnaletica stradale, pali della luce abbattuti nel Catanese. I vigili del fuoco richiamano personale fuori dai turni di servizio. La battaglia per cardiochirurgia pediatrica a Taormina non è finita. La Regione concede una proroga tecnica di 6 mesi per studiare una soluzione stabile. Nuova protesta oggi contro la chiusura del centro di eccellenza. Emergenza carceri in Sicilia, interviene il garante dei detenuti, sovraffollamento, carenza del personale e mancanza di assistenza psichiatrica, le priorità in agenda. La Sicilia ancora una al set di un video musicale. 2 registi catanesi scelgono la riviera di Giardini Naxos per l'ultimo singolo di Max Gazzè. Calcio, il Palermo pareggia al Barbera 2-2 con il Brescia e manca la qualificazione ai play-off. Il Catania pensa al nuovo allenatore, 4 i nomi al vaglio della dirigenza. Bentrovati a Sicilia 24, in apertura il maltempo che sta sferzando la Sicilia orientale. Sino alla mezzanotte di oggi è stata diramata un'allerta arancione. I maggiori problemi sono stati causati finora dalle forti raffiche di vento. Alberi e pali della pubblica illuminazione di Velti hanno causato disagi alla viabilità stradale e autostradale. Nelle prossime ore sono previste piogge intense. Vediamo la situazione assieme a Emanuela Corsi. Il maltempo si abbatte sulla Sicilia con pioggia e violente raffiche di vento. A farne le spese questa volta è il versante orientale dell'isola, da nord a sud, dove la Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta arancione. Nel Catanese, dove la situazione continua a peggiorare, gli interventi dei vigili del fuoco hanno già superato il centinaio per i danni causati dal forte vento, motivo per cui è stato richiamato personale in turno libero per comporre altre squadre di soccorso aggiuntive. Qui siamo a Catania, dove il comune ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. In via Domenico Tempio e nei pressi del porto vediamo alcuni operai al lavoro da questa mattina per mettere in sicurezza i pali della pubblica illuminazione abbattuti dalle raffiche di vento. Nel resto del Catanese danni ingenti tra Motta Sant'Anastasia e Paternò. In quest'ultimo comune vediamo cartelloni e pali della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale di Velti. Grossi alberi sono finiti sopra vetture parcheggiate, ma anche sulle abitazioni. In questa palazzina colpita da un albero è stata tanta la paura dei residenti. Stamattina niente, a causa del vento dopo tutta la mattinata, circa alle 8:25 appunto abbiamo sentito questo enorme boato e l'albero è caduto sopra casa. Situazione critica anche nel Messinese. L'arcipelago delle Eolie è isolato, con il mare in tempesta sospinto da raffiche di vento fino ad oltre 20 nodi. Qui siamo a Stromboli, colpita da violente mareggiate. Le onde investono con forza le coste e le strutture portuali esposte allo scirocco. A Lipari il mare ha invaso anche la parte terminale della frazione di Canneto, trasportando sabbia e pietre, rendendo così estremamente difficoltosa la circolazione anche pedonale. Problemi e disagi alla viabilità. Raffiche di vento che hanno raggiunto punte superiori a 60 nodi stanno sferzando Sant'Agata, Capodorlando e il resto della provincia tirrenica. Alcune strade sono bloccate per la caduta di alberi, rami e cornicioni. I vigili del fuoco del distaccamento di Sant'Agata di Militello sono al lavoro sulla statale 113 nei pressi della contrada San Marino per liberare l'arteria da un tronco abbattuto dal vento. Caduti alberi anche a Messina. Critica la situazione anche sulle autostrade. Sulla A20 Messina-Catania chiuso il tratto tra Brolo e Torrenova a causa di un grosso albero che si è abbattuto sulla carreggiata. L'autostrada A19 Palermo-Catania è stata temporaneamente interdetta al traffico in entrambe le direzioni, tra Enne e Caltanissetta, a causa del maltempo e in particolare del forte vento che ha colpito la zona. Nel siracusano si registrano vento e pioggia, ma senza danni rilevanti. Una situazione che, secondo gli esperti, potrebbe peggiorare nelle prossime ore quando sono previste piogge intense su tutta la fascia orientale della Sicilia. Sì, della Regione ad una proroga tecnica della Convenzione per il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, il centro di eccellenza che è da anni sul territorio. Ci saranno 6 mesi in più che serviranno a studiare una soluzione stabile per il futuro dopo la nascita di uno stesso centro a Palermo. Francesco Triolo.
La firma ancora deve ufficialmente arrivare, anche se il Presidente della Regione Renato Schifani ha già dato il suo ok. La convenzione tra l'Istituto Bambin Gesù di Roma e il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, in scadenza il 31 luglio, potrà essere prorogata per 6 mesi in attesa di quello che dovrà essere il definitivo nuovo riassetto della struttura. Il Presidente della Regione ha già dato mandato all'ASP di Messina di operare in tal senso, dopo aver avuto delle interlocuzioni positive con il Ministro della Salute, che doveva autorizzare la presenza nella Regione di 2 centri di eccellenza dopo l'attivazione al prossimo 1 luglio della cardiochirurgia pediatrica al Civico di Palermo, in collaborazione con la Fondazione San Donato di Milano, presieduta da Angelina Alfano, che poteva far venire meno l'esigenza di prorogare la convenzione del centro di eccellenza taorminese. Così erano partite le proteste della cittadinanza, delle istituzioni locali, di cittadini e parenti dei piccoli pazienti che arrivano dalla Sicilia, ma anche dalla Calabria e dal Meridione in generale, come quella che si è tenuta questa mattina a Giardini Naxos, nonostante il maltempo. Noi genitori la speranza ce l'abbiamo, ce l'abbiamo perché qui stiamo parlando di bambini e speriamo che veramente dopo tanti anni di battaglie si arrivi veramente ad una conclusione positiva. La proroga tecnica della convenzione quindi scongiura momentaneamente la chiusura della cardiochirurgia pediatrica di Taormina e potrebbe portare al vero obiettivo finale, la nascita di un centro specialistico interregionale stabile che serva la Sicilia e la Calabria, un progetto a cui si lavora da tempo e che potrebbe vedere la sinergia tra le 2 regioni anche a livello economico per mantenere aperta la struttura, che è ormai un centro di eccellenza consolidato con 3 cardiochirurghi pediatrici in pianta stabile, reparti e personale affiatato che da 15 anni opera sul territorio. Migliorano le condizioni del 14enne accoltellato al compagno di scuola di 11 anni nei giorni scorsi a Palermo, a pochi metri dalla scuola che i 2 ragazzini frequentavano. La vittima, che nel racconto dell'aggressore avrebbe compiuto sistematici atti di bullismo, è stata sentita più volte dagli inquirenti, ma ha smentito di aver fatto subire angherie al ragazzino. L'11enne, che non è imputabile vista l'età, continua invece a descrivere l'adolescente come un bullo e racconta di aver solo reagito alle sue prevaricazioni. Ma gli investigatori parlano di una vendetta meditata e pianificata. L'aggressore infatti è andato a scuola con un coltello, ha atteso il compagno e l'ha ferito. I recenti fatti nel carcere di Augusta hanno richiamato l'intervento del garante per i diritti dei detenuti. Per il neoeletto è urgente l'attenzione su sovraffollamento, carenza del personale e assistenza psichiatrica. Sentiamo Roberta Lunghi. Un'attenzione alle strutture, al personale, soprattutto agli uomini ristretti nelle carceri in Sicilia, dove valori e prospettive di chi ci vive cambiano. L'intervento del garante per i diritti dei detenuti tocca tutte le corde. Il neoeletto in Sicilia, Santi Consolo, ha iniziato la sua attività ispettiva con il carcere di Augusta, che al momento ha offerto più di altri spunti di varia natura alla cronaca. Dall'introduzione di droga e cellulari nascosti in confezioni di alimenti, all'aggressione nei confronti di un sovrintendente di polizia penitenziaria, fino alla morte di 2 detenuti dopo un lungo periodo di sciopero della fame. Facce diverse di una medaglia che esige un'analisi, e il garante comincia dai numeri di quel penitenziario. Del personale penitenziario che si attesta nel rapporto detenuti presenti e polizia penitenziaria che è dello 0,38, quindi nettamente più basso di quello che dovrebbe essere il dato regionale e nazionale, che si attesta allo 0,61. Poi vi è un sovraffollamento effettivo della popolazione detentiva che è del 140%. Sono 476 detenuti a fronte della capienza effettiva di 339 unità, diminuite al momento a causa della indisponibilità strutturale di alcune camere. Per questo il garante ha proposto l'avvio di progetti per risolvere il problema da realizzare in economia con l'impiego di manodopera dei detenuti. E poi ci sono le persone. 2 detenuti che rifiutano il trattamento, altri la terapia, un altro detenuto che addirittura aveva iniziato lo sciopero della fame. Sul fronte sanitario l'istituto è dotato di guardia medica permanente, ma lo psichiatra dell'ASP interviene solo su richiesta. Assistenza insufficiente per i tanti detenuti che presentano un elevato grado di disagio psichiatrico. Ed è qui che emerge un'altra carenza in Sicilia, dove esiste una sola articolazione di tutela di salute mentale presso l'istituto di Barcellona Pozzo di Gotto, ritenuta del tutto inadeguata. Quando avvengono questi eventi tragici, questo è l'epilogo di
deficienze e carenze strutturali che non riescono a dare risposte a quelle che sono le situazioni di profonda crisi, tristezza, isolamento in cui si trovano queste persone. Appare così urgente attivare analoghe 2 strutture presso l'Istituto Pagliarelli di Palermo e presso l'Istituto di Siracusa, già programmate. Il GIP di Trapani, Caterina Brignone, ha disposto la revoca del sequestro della struttura in corso di realizzazione sull'isola di Levanzo e destinata a divenire un solarium elioterapico a disposizione di una struttura alberghiera. È stata disposta quindi la rimozione dei sigilli apposti nei giorni scorsi dalla Capitaneria di Porto di Trapani. Il GIP ha accolto l'opposizione proposta dall'avvocato che difende la ditta di Trapani. Il provvedimento del GIP dà atto dell'assenza di irregolarità sia nella fase di richiesta sia nella fase di rilascio della concessione demaniale e accerta che i lavori di realizzazione del solarium non presentano alcuna anomalia. Adesso una pausa, ci vediamo tra poco. Ed eccoci rientrati in studio. Nella settimana mondiale per la riduzione del consumo del sale, i medici rinnovano l'appello al buonsenso. Troppo sale aumenta la probabilità di patologie cardiovascolari. Il professore Calabrese dice meno sale significa migliore qualità della vita. Francesco Aloi. Ma il profumo non è il massimo. Ah no, saranno i piedi. Bisogna controllare il sale. Buonissimo, buonissimo, né sapido né salato, fantastico! Nel cinema come nella realtà, prima di impiattare si controlla se la quantità di sale aggiunta va bene. Ridurne il consumo è la raccomandazione che i medici rinnovano sempre, soprattutto in questa settimana. Meno sale può significare più salute. Il sale è una sostanza molto importante per il nostro organismo, ma nel contempo ha una condizione di irritare molto le pareti delle arterie e nel contempo di stimolare molto la condizione del rene. La World Action Salt, Sugar and Health promuove questa settimana per sensibilizzare governi, industrie alimentari e cittadini a consumare meno sale, un ingrediente che è presente in tantissimi alimenti e che, se consumato con eccesso, può aumentare il rischio di patologie cardiovascolari. Crea anche tanti altri problemi alle componenti metaboliche, alla tiroide, al rene, crea dei problemi al cervello, la sapidità, crea una positività al palato ma una negatività alla salute cardiaca, cardiovascolare ma anche epatica. Un organo che patisce molto il sale è il fegato ma anche il rene, quindi limitiamo la presenza di sale, aumentiamo la presenza di potassio, diamo più frutta e verdura che hanno e legumi e cereali che hanno tanta fibra che ne fa assorbire meno di sale e in questo caso noi siamo in una positività per cui si abbassa la pressione e miglioriamo la nostra qualità di vita. 5 grammi è questa la quantità giornaliera da non superare. Per farlo basta seguire alcuni consigli. Preferire erbe, spezie, aglio, peperoncino o agrumi per dare sapore. Lavare più volte verdure e legumi in scatola. Quando si acquista un alimento, leggere l'etichetta e scegliere quello meno salato. Gli esperti suggeriscono anche di ridurre gradualmente il sale nelle ricette, facendo adattare le papille gustative e di non metterlo mai a tavola. La Sicilia torna protagonista di un nuovo video musicale che si preannuncia già come l'antitormentone estivo. Il brano è quello di Max Gazzè, la regia è dei catanesi Zavvo Nicolosi e Giovanni Tomaselli. La clip è interamente girata nella riviera di Giardini Naxos. Eva Spampinato.
Breve pausa e poi la pagina dedicata al calcio. Eccoci alla pagina sportiva, siamo al calcio. Il Palermo pareggia al Barbera 2-2 con il Brescia e dice addio ai play-off. La Regina segna al 94esimo e sorpassa al photo finish i rosanero. Marco Gullà. Il sogno play-off si trasforma in incubo al 94esimo quando la Regina segna il gol del vantaggio sull'Ascoli e sorpassa il Palermo nella corsa play-off. Rosanero che pareggiano al Barbera 2-2 con il Brescia, fuori dai play-off. Palermo che chiude il campionato al 9° posto, ma ha tanto da recriminare e da rimproverarsi. In vantaggio per 2-0 a fine primo tempo si è fatto rimontare da un Brescia che era ormai al tappeto e che invece si è rialzato ritrovando la strada dei play-out. Ancora una volta una squadra che mostra due facce, cala definitivamente il sipario sulla stagione del Palermo e dire che la gara si era incanalata immediatamente sui binari giusti. Brunori fa subito centro, assist di Tutino, il numero 9 rosanero stoppa e calcia col destro sotto l'incrocio dei pali, sotto lo sguardo di Andrenacci. Esplodono gli oltre 32.000 presenti al Barbera. Il Palermo controlla il match, non rischia quasi nulla, così prima della fine del primo tempo trova il raddoppio. Questa volta è Brunori a fare assist per Tutino che non sbaglia. 2-0, ci sarebbe anche il 3-0 ma viene annullato per fuorigioco. Il secondo tempo è tutta un'altra partita. Il Brescia entra in campo e domina da subito. Prima un gol annullato di Aie su assist di Karacic dopo 3 minuti dalla ripresa, poi il gol valido al 54esimo con Rodriguez. Il Palermo è stordito e dopo 3 minuti arriva il pareggio. Verticalizzazione di Ward che vede il colpo di testa vincente di Aie. Si gela il Barbera, è 2-2. Il Palermo prova a tornare in vantaggio, sarebbe sempre playoff anche con il pareggio, ma al 94esimo la Regina segna contro l'Ascoli e scorrono così i titoli di coda sulla stagione dei siciliani. Il Barbera fischia e canta meritiamo di più. Agli spareggi per la promozione vanno Regina e Venezia. Palermo che deve accontentarsi di aver mantenuto la categoria, ovvero l'obiettivo designato ad inizio stagione dal City Group. 4 allenatori tra cui scegliere. La dirigenza del Catania sfoglia la Margherita. A breve arriverà la decisione sul tecnico che guiderà i rossazzurri dopo la promozione in Serie C. Marco Carli. Il Catania guarda già al futuro e anche al dopo Ferraro. Le parole del tecnico negli spogliatoi di Brindisi hanno fatto presagire quello che sarà con ogni probabilità il futuro. I contatti sono partiti da qualche tempo, procedura normale quando si tenta di capire la strada da intraprendere. Si è parlato anche con l'allenatore che ha riportato il Catania fra i pro, ma al momento si guarda ad altro e la dirigenza sfoglia la Margherita. L'identikit sarebbe quello di un tecnico che sappia migliorare la squadra e le dia un'identità chiara. Un giovane, si dice, ma attenzione al tema dei risultati, quelli che il Catania vuole e che potrebbero far virare su un nome dal sicuro rendimento, come quello di Attilio Tesser. Campionato di B concluso con il Modena, salvezza raggiunta, tanti applausi del pubblico, ma anche un futuro che appare lontano dall'Emilia. Lui è appunto l'emblema dei risultati. Il pedigree parla chiaro, in C ha vinto tantissimo, da Novara a Cremona e poi da Pordenone a Modena, un profilo che equivale ad una certezza. Poi c'è la strada che dicevamo, quella della Nouvelle Vague. Paolo Bianco, ad esempio, cresciuto negli ultimi anni alle spalle di un certo De Zerbi e poi alla Juve come tattico, l'addio qualche settimana fa. Le sue esperienze in Sicilia, Siracusa con la Neri e Sicula Leonzio. Piace, ma non solo al Catania. Chi ha impressionato la dirigenza catanese è un altro ex rossazzurro, questa volta in panchina, vale a dire Francesco Baldini. La sua cultura del lavoro ha coinvolto i tifosi etnei nello sfortunato epilogo del Catania 46. La sua commozione al momento di salutare tutti attori del Grifo e anche i suoi risultati con una squadra che ha dato tutto sul campo. Punti a favore che hanno colpito l'entourage rossazzurro in occasione degli incontri avuti. Così come è accaduto con un altro nome vagliato, quello di Luca Tabbiani, allenatore del Fiorenzuola in C, genovese del 79. 4 anni in Emilia, obiettivi centrati e adesso voglia di cimentarsi con qualcosa di diverso. È stato incontrato anche lui e anche lui ha saputo cogliere nel segno. Sullo sfondo Fabio Caserta, opzione comunque meno quotata delle prime 4. Le vie del mercato anche degli allenatori sono infinite, ma il Catania è consapevole di dover scegliere fra due strade. Dall'esperienza all'entusiasmo, potremmo dire per semplificare. Non è una scelta facile, ma arriverà presto. E noi ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.